Le indagini sul sequestro di Silvia Romano e i veleni in rete contro la ragazza che si è convertita. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per minacce aggravate. Elena Malizia. C'è anche chi le augura la pena capitale. Il fiume di insulti rivolti sui social a Silvia Romano è ora al vaglio della Procura di Milano, che indaga contro ignoti per minacce aggravate. Il ritorno della ragazza nella sua città è stato accolto da applausi gioiosi, ma anche da tante polemiche sulla conversione all'Islam e il pagamento del riscatto. I dettagli sul sequestro emergono dall'interrogatorio nella caserma dei Ross a Roma. Molti gli spostamenti dal giorno del rapimento, il 20 novembre 2018, nel villaggio di Chakama, in Kenya. Il viaggio in moto, poi lunghi tratti a piedi. Mi hanno dato degli abiti, tagliato i capelli, ha raccontato. Ha cambiato più covi, una volta arrivata in Somalia. 6 carcerieri, solo uno parlava inglese. Era lui che le dava istruzioni per girare i 3 video su cui si è giocata la partita per la liberazione. L'ultimo filmato del 17 gennaio è arrivato in Italia a metà aprile. Un gioco al rialzo per il pagamento di un riscatto su cui ci sono ancora molti aspetti da chiarire. Di sicuro nella partita hanno giocato ruoli decisivi la Turchia e il Qatar, dove i mediatori hanno consegnato l'ultima prova in vita. Ora la famiglia Romano chiede che si indaghi anche sulla Onlus, che avrebbe mandato allo sbaraglio una ragazza di 23 anni.